Buonasera e benvenuti. Ci ritroviamo dopo 3 mesi, ci eravamo lasciati giusti, era il 15 dicembre, in cui Gianni Virgilio, che è qui questa sera di nuovo con noi, lo stiamo praticamente precettando continuamente, aveva interrotto la sua esposizione al momento in cui l'ultimo patriarca viene allontanato e la Repubblica di Venezia ne prende possesso del Friuli, del Friuli. C'era anche una parte asburgica, ancora Gradisca e Gorizia erano asburgiche. E per 377 anni Venezia ci tiene sotto il suo gioco. Non è un gioco, poi ce lo direi tu probabilmente, da quello che ho potuto vedere io nei libri che ho letto, non è che sia stato un gioco pesante, opprimente, ma comunque che non ha permesso al Friuli di svilupparsi. In questi 377 anni, cioè fino al 1797, anno in cui Napoleone cede Venezia agli austriaci, all'Asburgo, c'è stato un po' di tutto. Ne abbiamo parlato prima della Zoiba Grassa del 1511, della rivolta dei contadini contro i castellani, le varie lotte fra le varie famiglie, e su questo panorama questa sera ce lo illustrerà Gianni Virgilio, che ringrazio ancora una volta, perché quando lo precettiamo dice sempre obbedisco come Garibaldi. Vi voglio portare anche il saluto dell'amministrazione comunale. Questa sera l'assessore Ornella Comuto purtroppo non è potuto presenziare, mi ha pregato di portare il suo saluto a nome dell'amministrazione comunale e il suo personale. Grazie a voi innanzitutto, no? Così almeno so cosa fare. Allora, cominciamo subito col dire che riprendiamo il discorso proprio di 3 mesi fa. Ho preferito fermarmi diciamo al 1420, l'anno in cui la Serenissima entra in Friuli. Oggi arriveremo praticamente al Trattato di Campoformido come evento importante accaduto proprio in Friuli, nella nostra regione, e vedremo che poi da lì accennerò anche, da lì in poi la storia friulana andrà ad intrecciarsi con storie che saranno prettamente nazionali. Sto parlando delle guerre di indipendenza. Prima di fare questo facciamo un piccolo ripasso. Noi l'altra volta si è parlato della storia del Friuli, cominciando con la fondazione di Aquileia nel 181 a.C., ed è lì che francamente comincerà un po' l'importanza, anche a certificarsi l'importanza del nostro territorio anche a livello internazionale con l'impero romano e successivamente con quello germano. Successivamente noi si è parlato anche dell'inizio del patriarcato. Qualcuno dice alla seconda metà del 500, altri 607, quando il vescovo Giovanni, al momento in cui si è insediato nella sede aquileiese, ancora non esistevano i patriarchi, anche se comunque con Teodoro, ed è importante la basilica teodoriana di Aquileia, soprattutto per i suoi mosaici, e siamo nel 314. Quindi la storia friulana va indietro di parecchio, accompagnata anche a quella religiosa, se vogliamo. E quindi nel 607 questo signore, quando si insedia ad Aquileia, si autoproclamerà summus patriarca, e con questo stava a significare anche capo di chiesa. Ovviamente questa non era cosa gradita al papato di Roma, perché all'epoca l'unico patriarca che poteva fregiarsi di questo titolo era il Papa di Roma, il Vescovo di Roma, e quindi da lì nasceranno lotte, non so adesso a riprendere quanto già detto, per esempio con lo scisma dei 3 capitoli, ci saranno lotte fra il patriarcato e Roma che continueranno nei secoli. E poi ci siamo focalizzati
tanto per fissare alcuni paletti. Su questi due famosi diplomi di Enrico IV, principe di Germania, della casata di Franconia, al patriarca Sigeardo. Siamo nel 1077, Enrico IV si era beccato la scomunica fra capo e collo, e quindi perché quella volta la scomunica era una cosa seria, perché consentiva ai nemici dello scomunicato addirittura di ucciderlo, non solo di prendergli il posto, ma addirittura di eliminarlo fisicamente. Quindi lui si preoccupa moltissimo, come sarebbe stato anche per altri, va a Canossa, Matilde, cioè Gregorio VII e tutta questa bella storia. Quando gli viene tolta la scomunica a gennaio, però comunque va là col capo cosperso di cenere. Nel rientrare si ferma a Pavia e guarda caso si vede bloccata la via del rientro da parte di chi voleva prendergli il posto nella sedia imperiale. In quell'occasione l'unico che gli sta dalla sua parte è proprio il patriarca Sigeardo, e lui per ringraziarlo di tutto ciò gli firmerà questo primo diploma databile, non c'è una data, è databile con interpolazioni varie. Si è stabilito che era il 3 aprile del 1077 e successivamente l'11 giugno gli verrà confermata il possesso della contea del Friuli e gli verrà addirittura aggiunta la marca di Carniola, cioè l'attuale Slovenia, e la contea d'Istria. Non solo, ma il patriarca stesso poi nell'aprirgli i confini per il rientro in Germania lo accompagnerà pure. In realtà questo atto è un atto prettamente politico, non dovete pensare che all'epoca, neanche oggi, ancora meno, ci fosse questo rapporto amichevole, grazie mille, ti ringrazio, allora ti do questo in cambio di questo. No, questo è un atto prettamente politico. Cioè Enrico IV cosa fa? Con questo atto, che praticamente vuole ingraziarsi il patriarca, che già comunque era figura importante, lo toglie alla sfera papale, lo toglie a Roma e lo fa diventare un proprio vassallo. Per cui da quel momento, infatti la festa del Friuli è il 3 aprile, non a caso, da quel momento il vero duca del Friuli, con possedimenti feudali, quindi in pratica potere temporale, sarà proprio il patriarca di Aquileia. Questo è il feudo patriarcale più o meno in quel periodo. Come si vede, diciamo che ricalca abbastanza la 10ª Regio Iulia Augusta di antichissima memoria, quindi prende dentro il Triveneto, sale su verso il Tirolo, Carinzia, poi scende dall'altra parte in Carniola, tiene dentro tutta la penisola d'Istria. Questo è il possedimento reale. Lui aveva, questo era il vero feudo, né più né meno, come tutti i nobili friulani che avevano dei veri e propri possedimenti attorno al castello, e lui era il principale di tutti. Se noi parliamo addirittura della metropoli, cioè la riunione, l'insieme delle diocesi, qui siamo in un territorio prettamente di natura ecclesiastica, religiosa, quindi la metropoli cos'è? È un insieme di diocesi governate da vescovi, i quali dopo una riunione decidono che il capo di tutti loro sarà il vescovo di Aquileia, il patriarca di Aquileia. Come si vede, e alla fine poi questo è un possedimento di dimensioni enormi e raccolgono le diocesi, quindi è un aspetto religioso, ma dall'altra parte era anche un possedimento reale di dominio verso le popolazioni soggette all'interno di questo territorio. Addirittura si va da Como da una parte fino al Balaton da quell'altra, cioè è una cosa veramente di dimensioni enormi. E questo sta a significare quanto il patriarca di Aquileia, sin dall'antichità, era figura ambita.
Tant'è vero che la storia stessa, e qui chiudo con questo riepilogo, la storia stessa relativa al 1077 la si inserisce dove? All'interno della lotta per le investiture, che si conclude col concordato di Worms del 1122, dove papato e impero volevano arrogarsi entrambi il diritto di nominare dei propri vescovi. E si sa anche perché, cioè è facile, in un periodo di invasioni barbariche, soprattutto quella ungara dall'899 al 952, la società occidentale era enormemente decaduta, le città erano dei villaggi, niente più, le strade non esistevano, i commerci non esistevano, si era addirittura tornati al baratto perché c'era quasi azzerata la circolazione monetaria. In questa situazione, che Carlo Magno poi aveva cercato di evitare, cioè, con la sua intelligenza aveva cercato anche di intervenire cambiando anche il soldo d'oro, il denario d'argento che valeva 30 volte meno. Comunque c'era una depressione in atto, depressione economica, e in questa situazione gli unici che riuscivano a contrastare e a tenere in piedi un minimo di cultura sociale e di economia erano i vescovi, che avevano il loro dominio nelle città, quella parvenza di città che era rimasta, e gli stessi cittadini avevano delegato il vescovo, detto anche vescovo conte, a governare sia dal punto di vista militare che giudiziario, che militare e amministrativo, per cui avevano demandato tutto a questi personaggi. Ecco perché diventavano importanti agli occhi anche di chi li doveva eleggere. Detto questo, partiamo con l'origine di Venezia. Secondo questo documento, poco dopo l'anno 1000, il Cronico Maltinate, Venezia doveva essere fondata il 25 marzo del 421. A me un po' la data ricorda quella della fondazione di Roma, cioè nel senso che è, come dire, una tradizione, ma che sia il 21 aprile del 753 a.C., fondazione di Roma, sarà così. Soprattutto anche in considerazione della consacrazione della chiesa di San Giacometto, che è una chiesetta abbastanza brutta, però è comunque fra le più antiche di Venezia, e in realtà da studi successivi si è capito che i primi fondatori di Venezia erano dei fuggiaschi dovuti alle invasioni soprattutto di Attila nel 452 e dei Longobardi di Alboino nel 568, quindi tutte queste popolazioni, Basso Veneto e Basso Friuli, si cercavano rifugio verso la zona lagunare, che era sotto, come dire, la giurisdizione bizantina. Da lì poi si trasportarono nel tempo ad Eraclea, nel tempo si spostarono a Malamocco, nel tempo passarono all'isola di Rialto, antica Rivo Alti, e probabilmente perché era un'isoletta un po' più alta delle altre sopra il pelo dell'acqua. Comunque siamo in ambiente lagunare. Questa è la chiesa di San Giacometto, come vedete parecchio brutta, c'è questo orologio che è un fuoriscala, io da architetto dico ma che schifezza è sta qua, no? E poi questo portico che sa tanto di casetta, no? Però comunque sia è una fra le più antiche. In realtà i primi documenti su Rivo Alto ci portano al 1097 e la consacrazione, il documento che cita la chiesa, cioè il documento del 1097 non cita niente, quindi sarà stata la chiesa, non ci sarà stata, no. Nel 1152 viene nominata, per cui insomma siamo 1000 anni dopo, no, 1600 anni dopo rispetto a quanto ho detto prima, no? Per quanto riguarda
la realtà dei fatti, diciamo subito che Venezia, grazie anche all'iniziativa, e qui bisogna dare atto da caro ingegnere, da tecnici, bisogna dare atto a questi antichi, ebbero l'idea di piantare le proprie tende su Venezia, che era una zona paludosa. Quando noi andiamo a Venezia non ci accorgiamo, ma stiamo percorrendo 120 isole e ogni ponte ne scavalca una, no? 120 isole con canali e canaletti, perché? Perché era una zona lagunare estrema di canali e canalini, no? Ogni isoletta, poi la caratteristica di Venezia è quella di avere tante chiese, ma perché? Perché ogni isola, perlomeno fra le maggiori, aveva un proprio campo, una propria calle, il campo sarebbe la piazza, edifici suoi e pure la chiesetta, no? Per cui ogni isoletta ne aveva una più o meno, insomma. Questa poteva essere uno dei primi insediamenti in Venezia, sono casupole molto posizionate in maniera molto rada. Secondo me potevano essere abbastanza simili agli attuali casoni di Marano, quindi con pareti leggere, tetto in paglia e via così dicendo. Quindi ribadiamo il concetto che Venezia è stata costruita sull'acqua. Per fare questo, qui bisogna dare merito, pensarono già quelli antichi a un sistema di palificazioni, sistema strutturale tutt'oggi usato. Sono cambiati i mezzi, sono cambiati, adesso c'è il battipalo, una volta si faceva tutto a mano, però questi signori con pazienza si erano messi lì, ma questo centinaia d'anni, mica in 2 giorni, si erano messi lì a battere questi pali, disboscando alla grande foreste intere, pali da 20 cm, 15-20 cm, infissi in questo terreno melmoso, poco, anzi per niente adatto a costruirci sopra, e così lo hanno bonificato. Sono pali uno vicino all'altro. Si è calcolato che per costruire tutta la città ci sono voluti non meno di 10 milioni di pali, quindi foreste del nord del Veneto e la Carnia furono disboscate interamente, no? Basti pensare che solo per la fondazione del ponte di Rialto, cioè 2 fondazioni, sono stati utilizzati non meno di 11.000 pali. Poi se pensiamo, ma questo forse non lo sapevano ancora, che in quell'ambiente melmoso, con poco ossigeno e in ambiente salmastro, il legno tendeva a pietrificare. Infatti se noi notiamo, le bricole che si vedono in Venezia sono rovinate dal pelo dell'acqua in su, ma se noi le tiriamo fuori sono perfette, no? Questa è una foto del Novecento dove praticamente si vede come li hanno piantati, cioè è la stessa cosa di 1000 anni prima, no? Pali infissi, molto vicini uno all'altro, qui sono anche un po' più radi rispetto a quanto in realtà è stato fatto, e all'interno veniva poi buttato del materiale e probabilmente anche uno strato superficiale che formasse una sorta di piattaforma. Questo è il sistema costruttivo, pali che poi piano piano restavano sott'acqua, la piattaforma che dice il carico e poi una prima zoccolatura che poteva essere di 1 metro, 1,50 m, fatto di blocchi in pietra che avevano il compito, quelli sì, e probabilmente questo lo sapevano, ma qui siamo già in epoca un po' più tarda, e avevano il tempo anche di distribuire il carico, essendo blocchi grandi, il carico superiore veniva distribuito meglio a terra, e da lì in poi partivano la vera muratura in laterizio intonacato. È ovvio che in ambiente salmastro come questo ci doveva essere continua manutenzione, perché
sappiamo benissimo il sale cosa combina, no? Tende a sfarinare l'intonaco, a ricciarlo e farlo cadere, il ferro si arrugginisce, se ne va. Nel 697 si avrà un documento dove registra la presenza del primo doge a Venezia. La caratteristica di questo doge, oltre a essere il capo di tutti, è questa corona stranissima, detta anche corno ducale, perché richiamava, un berretto frigio, richiamava molto da vicino i soldati bizantini, e probabilmente gli antichi abitatori, prima che si portassero a Rialto, già allora avevano eletto un loro capo, chiamato anche Dux, da cui doge, e richiamava appunto questa tradizione di questo cappello strano. Venezia fu da subito così posizionata sul mare Adriatico, ma quindi vuol dire Mediterraneo, proiettata verso i commerci via mare, quindi intraprese fin da subito una campagna di conquista verso l'alto e medio Adriatico, quindi la Dalmazia, l'Istria, la Dalmazia, ma poi scese giù anche nelle isole del Mar Egeo, a Candia, cioè l'antica Creta, e a Cipro. Non disdegnava di farsi capatine o di entrare in rapporti commerciali nemmeno con l'impero ottomano. Dicevano gli antichi che il denaro non ha odore, no? E quindi per loro era uguale, si mettevano in commercio con tutti, e come vedete entravano addirittura nel Mar Nero, si spingevano fino alla Russia dell'epoca. Dall'altra parte si fermavano nel nord Africa, spingendosi fino a Francia, Spagna. Probabilmente, a meno che non fossero dei navigatori, cioè esploratori, navigatori, i loro commerci si fermavano all'interno del Mediterraneo. Tant'è che fin dalla Alto e Basso Medioevo furono fra le 4 repubbliche marinare più importanti, insieme a Genova, Pisa ed Amalfi. Con Genova poi ebbero degli scontri feroci durante tutta la loro esistenza. Venezia emerse su tutti quanti, tanto da questa zona gialla fra Adriatico e il Mare Egeo diventare il cosiddetto Stato da mare, cioè era il loro dominio, un dominio abbastanza incontrastato. Ben presto però cosa si accorgono, e siamo verso la fine del 400, che conquistato tutto questo territorio marittimo, pure così, era il caso di proteggersi le spalle, perché era diventata una potenza Venezia non da poco, e come tale dava fastidio ai potentati dell'epoca, Spagna, Francia, ma soprattutto i discendenti degli antichi, del Sacro Romano Impero, quelli che al momento avevano in mano il cosiddetto Sacro Romano Impero, passato dall'imperatore germanico agli Asburgo austriaci, e quindi volevano formare uno stato da terra, conquistando la terraferma che gli era alle spalle. Cominciarono ovviamente con l'entroterra veneziano. Questo doge, Tommaso Mocenigo, fece di tutto durante la sua vita per far sì che si espandesse questa volontà di conquista del territorio di terraferma, anche se a un certo punto si rese conto, poco prima di morire, che forse era il caso di fermarsi, nel senso che si era reso conto che poteva dar fastidio ai potentati dell'epoca. E infatti vedremo che con gli Asburgo furono scontri tremendi che durarono parecchio tempo. Alla fine del 400 essi conquistarono praticamente tutto il territorio di terraferma, molte città come Padova, Vicenza, Verona
ma anche il Cadore, Belluno, Feltre e compagnia andante, gli apersero quasi senza colpo ferire le porte. Perché? Perché avevano visto che potevano entrare in quel circuito commerciale che avrebbe favorito e elevato il benessere un po' di tutti quanti, ovviamente a cominciare dalla classe egemone delle varie città. Così successe nel 1400, verso la fine del 1420, quindi già nel 1418, diressero la loro attenzione verso il Friuli, considerato molto ma molto ambito, proprio perché il Friuli rappresentava anche una porta aperta verso il nord e verso l'est. Non solo, ma era una sorta di piccolo territorio, cuscinetto, proprio nei confronti degli Asburgo, del potere asburgico. Nel 1418 ci furono i primi tentativi per entrare in Udine e Cividale, che erano le città più importanti del Friuli, accompagnati da questo signor Tristano Savognan, che poi vedremo i Savognani intrecciarsi a filo doppio con la Serenissima, tant'è che nel 1385 un tale Federico Savognan fu anche iscritto al patriziato veneto e da lì i suoi discendenti, solo che purtroppo per lui entrò in rotta di collisione con il patriarca d'allora, Giovanni di Moravia, tipo rissoso, entrò in collisione con tutti praticamente, ma soprattutto con Udine, e a Udine c'era da tempo il casato Savognan che governava tutto, quindi questo signore qui, tale Federico, dava fastidio al patriarca Giovanni di Moravia e questo cosa fa? Lo fa uccidere, basta, cioè, mica tanto lui, no? Il figlio, Tristano, si vendica e uccide il patriarca nel 1389. Qui siamo nel 1418, per cui insomma non sono passati tanti anni. Tristano era stato privato dei suoi beni in Udine, cacciato dalla città, esiliato dalla città, e con le spalle coperte della Serenissima tentò di rientrare in Udine con vari attacchi andati a male, meno il 1420 che invece andò bene. Entrarono prima cedette le armi Cividale, che era da sempre abbastanza filo imperiale, però il timore di venire distrutti era più forte, per cui aprirono le porte, e successivamente successe con Udine, stessa identica cosa, anche se Udine, soprattutto con i Savognan, qui i Savognan in quel frangente non erano stati esiliati, ma altrimenti era abbastanza filo veneziano. E gli si aprirono le porte anche, e da lì in poi Venezia diventa la classica dominante, così è stato tramandato nella storia. Come vedete, il Friuli dell'età veneta era molto più esteso rispetto ai confini regionali attuali, e anche per questo, proprio per questo suo andare oltre il territorio attualmente che conosciamo, era considerato era tenuto in altissima considerazione dal Doge, dal Consiglio dei 10. L'ultimo patriarca che ebbe potere temporale fu questo Ludovico di Tech. Perché? Perché Venezia, appena entrata in possesso anche del territorio friulano, una fra le cose più importanti che fece è quella di togliere il potere temporale al patriarca, cioè il feudo. Venezia era abbastanza astuta, manteneva lo status quo amministrativo, politico, quant'altro dei vari luoghi dominati, ma li sfruttava.
cioè diventava una scatola vuota, no? Col Parlamento, e così fece col patriarca. Questo Ludovico di Te, che era una persona molto volitiva, cercò in tutte le maniere di rientrare in possesso dei territori feudali, addirittura con le armi, cioè lui proveniva dalla zona pannonica e chiamò 4-5 mila ungari a diverse riprese, solo che questi erano mercenari, una volta conquistato, rapinato, distrutto, saccheggiato, chi se ne frega del patriarca, no? E quindi fino alla sua morte nel 1439 si rovinò il fegato per riprendersi il potere perduto, non riuscendoci mai. Tentò anche dal punto di vista politico, interpellando il Papa, ma figurarsi il Papa che aveva in odio tutto quello che significava patriarcato di Aquileia, ma da 1000 anni almeno, no? Quasi. Il suo successore fu questo Ludovico Trevisano, di origine veneziana, e quindi obbediva alle direttive veneziane, dogali. Come vedete non era una persona, lo si vede nell'immagine, remissiva, messa lì tanto per eccetera, no, era uno che si fa ritrarre come se fosse un tribuno romano, probabilmente si sentiva anche, tant'è che l'anno successivo alla sua nomina, che comunque era una nomina papale, quindi il Papa, d'accordo con Venezia, mise questo signore sulla sedia aquileiese, che lui frequentò pochissimo, cioè proprio non gli interessava niente, no? L'anno successivo addirittura lo vediamo condurre le truppe papali e quelle fiorentine contro i milanesi dei Visconti in quella famosa battaglia di Anghiari. E questo è il primo patriarca con funzioni totalmente religiose, anche se era più interessato a usare la spada più che la pastorale. Poi era interessato anche alla monetina, perché riuscì a strappare un vitalizio di 3.000 ducati d'oro l'anno, che era una cifra spaventosa. E in cambio lui cosa fa? Firma un documento dove dice: caro Doge, da oggi in poi stai tranquillo perché il patriarcato non avrà più nessun interesse a rivendicare il potere temporale. E da lì in poi ci salutiamo tutti i 1000 anni di storia precedente. Qui ho messo un po' i pro e i contro, perché tanti in Friuli, come sentono il veneziano, gli viene l'orticaria, no? In realtà bisogna essere, come dire, dare dei giudizi soprastorici. Allora, prima di tutto partiamo con i pro. Venezia sicuramente contribuì alla diffusione del bello, sia in architettura, soprattutto in architettura, ma anche in pittura e scultura. Quindi le arti lei le esaltò, come tanti signori dell'epoca. Basti pensare alle signorie, i Medici a Firenze, i Visconti a Milano, oppure gli Scaligeri a Verona, via così dicendo, Montefeltro a Urbino, cioè potrei fare un elenco che non finisce più, no? E cosa facevano questi signori? Lo sappiamo tutti, esaltavano il proprio potere in maniera elegante, in modo tale che la gente fosse ammirata ma senza sentire l'oppressione di questo potere che ti sta sul collo. Cioè, se noi pensiamo a certe architetture fasciste che ti opprimono, no? O staliniane, uguale, non cambia niente. Leggiamo la differenza, perché l'architettura veneziana è questa. Cioè, questo è un palazzo enorme, un fuoriscala tremendo rispetto all'omino, sembrano formichine quegli omini che sono lì sotto,
eppure c'è un'armonia di proporzione, un'armonia, un'eleganza così di stilemi, che poi sarà esportata anche in terraferma. Cioè, guardate i due piani, piano terra e primo piano, sembra un ricamo, no? E poi cosa fanno? Siccome non potevano continuare con questo ricamo, che sarebbe diventato una, come dire, proliferazione, cioè sarebbe stato brutto da vedere. Pensate a questi archi che andranno fin sopra, no? Pensate all'Euro, questi archi che si vanno su fin sopra. Qualcuno dice che sono belli, per me no. E questo è bello, questa è un'architettura bella. E sono stati poi all'interno di questa architettura c'era anche un sapere ingegneresco di non poco conto, perché il salone del Maggior Consiglio ha una luce di 25 metri, cioè voglio dire, anche un ingegnere di oggi avrebbe avuto i suoi problemini a risolvere e a tenere su un solaio come questo, che come si vede è pesantissimo, con tutti questi decori, cornici, cornicette pesantissime, no? Eppure sta su da secoli e secoli, no? All'interno poi è tutta una raccolta di opere di artisti, Tintoretto, Veronese, Tiepolo, Bellini, eccetera, e questo viene esportato anche in terraferma, no? Qui abbiamo Udine, che conosciamo bene, questa rosa a Lionello fatta da questo orafo architetto. Siamo nel 1441, quindi 20 anni dopo la conquista della Serenissima. Come si vede, nel piccolo è la riproposizione del grande, no? Di fronte abbiamo la loggia di San Giovanni, che è già in periodo tardo rinascimentale, però il Rinascimento che tocca o Roma o Firenze, eccetera, è sempre prima, cioè noi zone periferiche apprendiamo dopo questi stilemi, no? Però la Torre dell'Orologio è una chiara copia, riproposizione della Torre dell'Orologio che è in piazza San Marco di Mauro Codussi della fine del 400, e c'è sempre poi incastonato, tanto per dire che qua c'è la Serenissima, il famoso Leone di San Marco. Poi metto Sacile, detto già all'epoca il giardino della Serenissima, e lo si vede anche, non occorre commentare. Cioè i palazzi sono una riproposizione dei palazzi presenti sul Canal Grande, in più intervallati da questi alberi, giardini, eccetera, eccetera, che gentiliscono ancora di più. Qui abbiamo Vittorio Veneto, anche qui occorrono poche parole, le trifore sono quelle veneziane, dei palazzi veneziani, c'è il balconcino, cioè tutta un'architettura quasi domestica, ma domestica non lo è la rappresentazione dell'eleganza e del potere del patrizio. Anche qui c'è il Leone di San Marco, e qui siamo a Serravalle, quindi Vittorio Veneto. E infine chiuderei con questa rappresentazione la Vicenza, la Basilica Palladiana, perché il Palladio è stata la massima espressione del bello in architettura, coincidente con quanto il committente voleva. Ribadisco, cioè, il Palladio è stato un genio dell'architettura, non solo nell'architettura monumentale pubblica o nelle chiese, basti pensare alle chiese di Venezia, ma soprattutto nelle ville. Le ville sulla Brenta sono la classica architettura del ricco veneziano, del ricco patrizio veneziano che vuole ostentare ma senza esagerare, no? Ed è un equilibrio non da poco. L'intreccio con Venezia si avrà principalmente con un casato friulano che furono i Savorgnan.
Tenete presente che la Venezia aveva in odio atavico tutto quello che rappresentava feudalesimo. Per lei il feudalesimo era un periodo storico del passato e non voleva saperne che si ripresentasse, perlomeno quello che andava dicendo nei comizi, no? Poi la realtà era diversa. E quindi aveva in odio i nobili friulani che ancora vivevano sul loro castelletto, con i contadini che nascevano e morivano sulla terra, no? E quindi anche il patriarca di Aquileia. Lei dice no, io rappresento il patriziato elegante, commerciale, il mio potere è dato dal denaro, però se uno è bravo, scaltro, intelligente, pieno di iniziativa e vuole salire la scala sociale, soprattutto attraverso i commerci, tra parentesi, perché no? E questa fu in sintesi l'idea del dogato, no? I Savognani cominciano con questo Federico di Colmanisio, siamo nel 1200, persona scaltra, che fin dall'inizio entra nelle grazie del patriarca di Aquileia e si fa nominare Gastaldo di Udine. Il Gastaldo era una sorta di supervisore che governava la città non per conto del patriarca stesso, quindi lui aveva il compito di controllare le difese murarie, integrarle se necessario, sopravvedere anche soprassedere alle cause sia civili che penali, ma soprattutto aveva il compito di gestire dal punto di vista amministrativo e di raccogliere le famose contribuzioni che erano donazioni verso il patriarca. Come già detto prima, nel 1385 un discendente di questo Federico verrà iscritto al patriziato veneziano. I suoi figli nel 1265 subentrano nel casato Savorgnan, perché prima si chiamavano De Udine, no? Il predicato era De Udine come casato. Poi i suoi figli entrano e vengono insediati a Savorgnano del Torre, estromettendo l'antico possessore feudale, tale Rodolfo. Era entrato in rotta di collisione col patriarcato, il patriarca dice te ne vai. Lui si rifugia a Cividale, questi si infilano invece nel feudo di Savorgnano. Da lì Leonardo fonderà il casato ramo collaterale dei Savorgnani della Bandiera e Costantino invece formerà il Savorgnan dello Scaglione, che come vedete riprende lo stemma araldico di Udine. Questo tanto per dire quanto fossero intrecciati il comune di Udine con i suoi abitanti col casato Savorgnano. Erano praticamente i signori feudali di Udine. Questo è Savorgnano, è il castello della Motta. Savorgnano è posizionato, come vedete la freccia, è posizionato su un picco roccioso sopra questa strettoia del Torre e infatti da lì poco dopo di parte c'è una chiusa che porta l'acqua a Udine. Era importante all'epoca perché se i Savognani decidevano di chiudere l'apporto idrico di Udine li prendevano per sete, per cui o fate così o vi chiudo l'acqua. E da qui parte una diramazione che poco dopo si dirama nella roggia di Udine e nella roggia di Parma. Per capirsi, la roggia di Udine è quella di Via Poscolle, la roggia di Parma è quella che passa in piazza Primo Maggio sotto il liceo classico Stellini, ed erano importanti perché l'acqua come sempre è vita. I discendenti di questo Rodolfo, che si era rifugiato a Cividale, andranno il feudo di
tempo era infeudato da dei signori carinziani, Mosburg, e poi successivamente riuscirono a prendersi a pezzi e pezzettini anche dei piccoli feudi a Brazzacco. Nel 1480, sempre su autorizzazione della Repubblica Veneta, furono infeudati totalmente nel castello di Brazzà, fondando il casato Savognan Cerneo di Brazzà. Il più importante discendente di questo casato fu proprio Pietro Savognan, esploratore per conto della Francia e anche fondatore della capitale Brazzaville, ed era un personaggio molto diverso per esempio dagli esploratori inglesi, perché quelli entravano nei territori del Centrafrica, Congo, più o meno quelle zone lì, ma sempre con l'intenzione di fondare una colonia. Quindi i neri erano persone neanche, cioè era gente da governare, basta, e sfruttare al massimo. Savognan no, Savognan invece voleva integrarsi, capire gli usi, i costumi, più delle volte si faceva ritrarre vestito all'araba, no? E tant'è che, guarda caso, quando queste nazioni raggiunsero l'indipendenza come colonia, molti nomi li cambiarono, nomi dati dagli inglesi o dai francesi, eccetera. Brazzaville è rimasta, e questo sta a significare che gli sono riconoscenti. Nel 1500 cosa succede? Succede che il conte di Gorizia, che era stato fin dall'antico nominato dall'imperatore germanico come advocatus, cioè difensore del patriarca aquileiese, cioè teoricamente il patriarca di Aquileia, essendo un religioso, non poteva impugnare la spada, lo fece tranquillamente, però salviamo le forme, quindi fu nominato questo conte di Gorizia, di origine tirolese, e fu infeudato in Gorizia, e più che difendere il patriarca cercò di eliminarlo in ogni modo possibile, cioè divenne l'antagonista numero uno del patriarcato di Aquileia, fomentò ribellioni. Lo stesso Bertrando di Saint-Geniez nel 1350 fu assassinato alla Richenwerda, dove dietro c'era il conte di Gorizia. All'epoca questo signore qui, tale Leonardo, ultimo discendente, persona molle, di nessuna qualità, che tra l'altro aveva lasciato il feudo goriziano in mano a degli incaricati e si era ritirato a Lienz, muore. Per accordi con Massimiliano loro avevano detto: chi muore prima di noi lascia tutto a quell'altro. Muore prima il goriziano, perché era giusto così, e questo signore qui entra in possesso di tutto il suo feudo, entrando a confine con la Serenissima, perché la Serenissima già all'epoca era, anzi in questo periodo, era al massimo dello splendore, no? Da lì beghe in continuo. Nel 1508 decide che era, perché lui aveva anche ambizioni, voleva lanciare Trieste in antagonismo con Venezia per il controllo dei traffici, eccetera, no? Decide di formare questa Lega Santa, poi Santa si fa per dire, non è che andava contro i turchi, andava contro Venezia, no? Cattolicissima, e quindi forma questa Lega Santa detta di Cambrai, dove da una parte c'era la Repubblica di Venezia e dall'altra c'era, insomma, il mondo europeo fino allora conosciuto, perché c'era dentro il Sacro Romano Impero, quindi gli Asburgo, il Regno di Francia, la Spagna, Giulio II, Stato Pontificio, e altri vari,
E purtroppo per Venezia questa lei cominciò male, nel senso che già l'anno successivo, con la battaglia di Agnarello, subì una pesante sconfitta e lì dovette ritirarsi dalla Lombardia e dedicarsi di più al cosiddetto Triveneto. In quell'anno, siamo nel 1511, all'interno di questa guerra, che come tutte le guerre portarono devastazioni e lutti, capita questa, passata alla storia come Crudelza o Via Grassa. In quel momento in Udine c'era questo signor Savorgnan, tale Antonio, il quale aveva delle mire, cioè voleva diventare signore di Udine e quindi signore del Friuli, perché chi comandava Udine comandava praticamente il Friuli. E allora cosa fa? Lui era capo delle Cernide, che quindi è una milizia popolare, fa girare voce, una fake news, come dicono oggi, che il casato antagonista, perché all'epoca in Udine non c'era solo loro, c'erano altri nobili, tra cui i Toriani, di provenienza milanese, no? Questi Toriani erano filo imperiali, accaniti, lui filo veneziano, non andavano d'accordo, ma soprattutto perché avevano delle mire espansionistiche parallele, no? E allora lui mette in giro la voce che i Toriani stavano svendendo Udine e il territorio friulano agli Asburgo, il popolo, che come sempre beve tutto, bastata questa fiammella qui, questa scintilla per far scoppiare una rivolta popolare. Già i nobili, il popolo non ne poteva più perché eravamo in tempo di guerra e come tutte le guerre quelli che pagano maggiormente è la classe più bassa, i contadini. In quella situazione i nobili feudali pretendevano lo stesso i pagamenti, insomma non ne potevano più e quindi si scatena l'ira di Dio dal giovedì grasso 27 fino alla domenica successiva. Succede di tutto, succedono devastazioni, omicidi di questi signori filo imperiali, gente violentata, strappavano i vestiti e si vestivano perché eravamo in tempo di maschera, no? Cioè era una cosa veramente da film horror, perché uccidevano questi signori e si vestivano con i loro vestiti insanguinati, ballando, cantando, eccetera. È una depravazione totale. E dopo 3 giorni la Serenissima comincia a avere dei dubbi che questa rivolta potrà diventare una rivoluzione ben pericolosa, perché eravamo all'interno di una guerra dichiarata con gli Asburgo, cioè rischiava di indebolire dall'interno il potere veneziano. E quindi cosa fa? Manda le milizie, catturano il capipopolo, lo impiccano e dichiarano questo Antonio Savorgnan, lo mandano fuori da Udine e da tutto il territorio friulano. Lui si rifugia, neanche farlo apposta, dagli antichi nemici, quindi va a Villaco, zona austriaca, però gli va male anche lì, perché l'anno successivo viene raggiunto dai sicari di questi sopravvissuti toriani e viene lasciato morente, calci di pistola in testa, insomma alla fine il cronista dell'epoca dice che le sue cervella furono divorate dai cani randaci, ma questo anche per rendere più suggestiva l'omicidio. E qui si ferma le sue velleità che lo avevano portato a diventare signore del Friuli. In realtà, diciamo la verità, la signoria in Friuli non fu mai possibile, né prima col potere patriarcale né dopo col potere della Serenissima, perché come detto qui il Friuli era strutturato come fosse una confederazione dove tutti i nobili, nessuno emergeva fra gli altri,
forse il conte di Gorizia, ma non tanto. E quindi, essendo una confederazione, viveva come una sorta di equilibrio, di tacito consenso generale, dove il patriarca, anche se odiato, veniva riconosciuto come capo di tutti, e lui faceva in modo costantemente di non far emergere nessuno fra questi rispetto agli altri, cioè gli bastava e avanzava avere a che fare col conte di Gorizia. Il giorno prima di questi famosi 3 giorni terribili succede un'altra cosa di natura ben diversa. C'è nell'antico palazzo Savorgnan, attuale piazza Venerio, il palazzo non c'è più perché è stato distrutto dalla Serenissima nel 1549 come damnatio memoriae di un altro discendente Savorgnan, anche lui omicida di un Colloredo e via dicendo. Cioè là si ammazzavano facilmente, no? Bastava pensarla in maniera diversa. E si incontrano in questo ballo in maschera, questo Luigi da Porto, del Torre, quindi filo veneziano, la cui mamma era sorella dell'Antonio Savorgnan che abbiamo visto prima, e questa Lucina Savorgnan del Monte, che era filo imperiale. All'epoca era molto comune che succedesse questo, all'interno dello stesso casato, anche se il Strassodo ebbero questa situazione qui, c'erano alcuni che patteggiavano per Venezia, altri che patteggiavano per l'imperatore. Si incontrano, avranno una liaison, una storia che non viene raccontata dalla storia, e questo signore qui, giovani, faceva parte delle milizie veneziane, viene trafitto da una lancia di un cavaliere asburgico, lasciato semi-paralizzato a terra, e dovette mestamente fare ritorno al proprio palazzo di Vicenza. Qui ebbe tutto il tempo per raccontare la propria storia amorosa, ovviamente cambiando i soggetti, cambiando nome, ambientazione e tutto. E questo libretto lo titolò Historia, poi passò in mani di alcuni autori inglesi e successivamente arrivò all'attenzione di William Shakespeare, il quale scrisse quella famosa tragedia che fu Romeo e Giulietta, che vuole raccontare l'amore assoluto, no? Successivamente, ma siamo già negli anni nostri, ci fu uno storico inglese, Cecil Cloud, quale andando a scavare fra gli archivi della biblioteca di Shakespeare e via così dicendo, ha scoperto che l'origine di tutta questa storia era riconducibile a questi 2 signori friulanissimi, no? Per cui adesso si parla tanto del seno destro della cara Giulietta, avremmo dovuto farlo noi qua in piazza Venerio, perché è il falso storico, quello è un falso storico, il balcone che è stato ricostruito negli anni di questo secolo appena concluso e via così dicendo. Poi insomma la gente ci crede e ormai resta così. Altro personaggio riconducibile a questo periodo della Lega di Cambrai è questo Girolamo Savorgnan, un uomo d'armi ambizioso, bravissimo, eccetera, e scaltro, il quale filo veneziano assoluto, votato alla causa veneziana totalmente, combatté i filo imperiali nel Cadore e poi dopo un'ennesima sconfitta di Venezia nel 1513 decise di arroccarsi ad Osopo. Qui fu insieme ovviamente a un reparto suo fedele. In quell'occasione gli imperiali guidati da un altro nobile friulano, Cristoforo Frangipane, però era il ramo croato dei conti di Veglia, cioè l'attuale Cher per capirsi, lo assediò, non ci riuscì e dovette levare le tende. Venezia lo ringraziò nominandolo conte di Belgrado. Attualmente, se noi andiamo a Padova, a Prato della Valle, possiamo ammirare una statua realizzata in suo onore con questo piglio
autorevole. Alla fine del 400, ahimè, i turchi decidono di tastare un po', come si suol dire, le difese veneziane, e le provarono, questo test lo provarono proprio in Friuli. Quindi fra 1472 e 77 ci furono le prime ondate, ma soprattutto ci fu questa del 1499 in cui questi 10.000 soldati turchi entrarono in Friuli, lo devastarono andando fino in Veneto, fino a Conegliano, e in questi 8 giorni si calcola furono uccise o rapite non meno di 10.000 persone, bruciati ben 132 villaggi, eccetera. Questo test fece seguito un tentativo vero dei turchi di mirare al bersaglio grosso, cioè a Vienna. Nel 1529 ci fu questo primo assedio in Vienna, guidati da Solimano, non andò bene e elevarono le tende. La minaccia turca non è che si è esaurita qua, andò avanti anche nel tempo, tant'è che a un certo punto l'Occidente europeo decise di mettere da parte le rivalità esistenti, soprattutto fra Venezia e Asburgo, armarono una flotta parecchio numerosa e in quell'occasione, il 7 ottobre 1571, ci fu la famosa battaglia di Lepanto, vinta, così si dice, dalle forze veneziane, ma in realtà era una coalizione occidentale. E in quell'occasione ci furono ben 40.000 morti da parte turca, molti meno da parte occidentale. Vi parteciparono 35 nobili, tra cui 8 Coedo e 6 Savorniano, tra gli altri, e 11, ovviamente questi signori si fecero anche accompagnare da tutto un seguito, non è che erano in 35 basta, era parecchio consistente come armata. Nel 1593 altro signor Savognan si intreccia ancora una volta con la volontà della Serenissima di realizzare una difesa che chiudesse la classica porta d'Oriente, che era stata luogo di entrata in Friuli anche dell'ultima ondata di invasione ottomana. Questo signore fu l'ideatore del progetto. In realtà all'inizio lui la vedeva più come una cittadella murata, come tante ci sono in Veneto. Poi dettero un ingegnere militare, all'epoca si stavano realizzando le prime città fortificate, delle vere e proprie fortezze. Inizialmente il progetto prevedeva 12 punte, poi si scese a 10 e poi alla fine si decise per 9, perché si era visto che c'era una sorta di equilibrio fra i costi e la capacità difensiva della fortezza stessa. Essa fu munita di ben 3 cerchie, una quella iniziale ovviamente del 1593, la seconda un centinaio nel 1658, una cinquantina d'anni, 60 anni dopo, sempre veneziane, e poi l'ultima nel 1806 per volontà napoleonica. Essa fu fondata il 7 ottobre perché voleva ricordare la vittoria sulla battaglia di Lepanto. Inizialmente c'erano 2 ragioni, una ufficiale che voleva contrastare un'eventuale avanzata dei turchi. Ricordiamo che Friuli è sempre stata una porta aperta su tutti i punti cardinali, nord, est, sud e ovest. Questo nel bene e nel male, perché se poteva favorire i commerci, dall'altra parte favoriva le invasioni, no? E quindi si decise di fare questa cosa.
In realtà la ragione ufficiosa era quella di evitare discesa degli Asburgo, e quindi il problema veneziano di sempre. Il suo nome era Palma inizialmente, solo successivamente nel 1806 gli fu aggiunto il nome Nova da parte di Napoleone, da qui Palma Nova, che tuttora esiste. Altra storia, altro giro, altro regalo, guerra in continuo. Qui siamo nel 1615, in cui viene dichiarata guerra agli Asburgo per questioni legate a questi signori qui, che erano popolazioni dalmate, gli Uscocchi, dedite principalmente erano una società bellicosa, un gruppo sociale molto bellicoso, e tra l'altro anche dedite ben volentieri alla pirateria. Furono ingaggiati dagli Asburgo inizialmente per difendersi da eventuali arrivi turchi, soprattutto di provenienza balcanica, e poi in questo momento, sceso il pericolo turco, decisero di dirottare questa gente contro i vascelli commerciali veneziani. Da qui storie di rapimenti, di ruberie, di assalti, eccetera. Però Venezia stette ben attenta, cioè nel 1600 assalì la loro capitale, la distrusse, eccetera, ma il problema era rimasto. E stette ben attenta di non portare questa guerra contro gli Asburgo, solo che fra il 1612 e il 1615 succedono due cose importanti. Una, viene attaccato un vascello veneziano, vascello commerciale, il cui capitano viene decapitato e strappato il cuore e divorato da questa gente, con spregio rispetto alla Serenissima, al Leone di San Marco. L'altro fatto, e qui si poteva anche tutto sommato soprassedere e chiamarli cannibali e basta. L'altro fatto invece ben più grave è che gli Uscocchi raggiunsero Monfalcone, un territorio governato dalla Serenissima, saccheggiandola tremendamente, e lì a questo punto si decise basta, si fu dichiarata guerra. Durò 2 anni, anche qui fu chiamata guerra di Gradisca perché entrambe i potentati volevano possedere la fortezza di Gradisca, che era posta a confine fra la Serenissima e gli arciducali. Poi nel 1617 si chiude questa faccenda con la pace di Madrid e Gradisca va agli imperiali, per cui resta aggabbata anche lì. Qui ho inserito 2 diapositive, questa è la prossima, che come avevo detto in apertura non toccano direttamente l'area friulana, ma il Friuli comunque, visto che non si fa mai mancare le disgrazie, ne risentirà. Qui siamo nel 1618, l'anno successivo alla pace di Madrid e quindi alla chiusura della guerra di Gradisca. Questo signore, Heinrich Thurn del casato Valsassina, quindi toriani friulani, però lui apparteneva al ramo boemo, va a chiedere udienza presso 2 inviati imperiali dell'imperatore d'Austria Mattia, e vanno nel castello di Razzani a Praga, anche grazie all'intercessione del re di Boemia, cattolico pure lui, e vanno a chiedere garanzie perché loro protestanti avessero questa libertà di espressione religiosa. La cosa finì male perché passarono a insultarsi, poi dall'insulto passarono alle vie di fatto, e hanno preso questi 2 inviati imperiali e il loro segretario e l'hanno cacciati giù dalla finestra. Da qui parte la guerra dei 30 anni, dove
fu una guerra di religione, combattuta soprattutto nel centro Europa, fra questi 6 eserciti, il tedesco, il danese, lo svedese, il boemo, lo spagnolo e il francese. All'interno di questa guerra dei 30 anni si avrà tra l'altro anche la famosa peste del 1631 descritta da Manzoni, e si è calcolato che alla fine dei 30 anni da 21 milioni che erano gli abitanti che insistevano su questo territorio coinvolto in questa guerra, si era passati dopo 30 anni a 13,5, quindi un terzo di popolazione era stata annientata dalla guerra e dalle successive pestilenze, e questo valeva anche per il nord Italia, nel senso che la peste del 1631 fece più di 1.100.000 morti su un totale di 4, quindi anche qui siamo intorno al 25-30% di persone che ci lasciarono la vita. L'altra storia che evidenzio è il ritorno degli ottomani, che avevano sempre di mira questo entrare e conquistare Vienna, perché Vienna sarebbe stata la porta, una volta aperta, loro sarebbero entrati in Europa e il loro scopo era di islamizzare tutta l'Europa. Nel 1683 si riprovano, anche stavolta gli va male, perdono ben 45.000 uomini contro i 15.000 della coalizione occidentale, anche perché l'Occidente si era, come dire, organizzato in tempo, e gli occidentali furono guidati da questo Giovanni Sobieski, principe polacco, il quale li attaccò praticamente da fuori del loro campo, assalì il loro campo, uscirono anche i difensori in concomitanza con questo, i difensori di Vienna, e per i turchi non ci fu scampo. Il loro condottiero, questo Kara Mustafa Pascià, ritornò nei suoi paeselli d'origine, e il tempo di fare un respiro fu catturato e tagliata la testa. Non ci fu scampo per lui, chi sbaglia paga. Nel 1751 si chiude un altro capitolo friulano, si chiude il patriarcato, questa volta per sempre. Ricordiamo che dal 1420 in poi il patriarcato era rimasto come istituzione, anche se aveva perso il potere temporale. In questa data il Papa Benedetto XIV, con una bolla papale, decide in maniera salomonica di ridurre il contenzioso fra Venezia e gli Asburgo, i quali entrambi volevano arrogarsi il diritto di nominare il metropolita aquileiese. Al Papa di Roma non gli pareva vero, perché gli era sempre stato subloso il patriarcato aquileiese, era un antagonista nella gestione della cristianità. E da qui si chiude, il patriarcato da questo punto in poi non esiste più e verrà sostituito con 2 diocesi, quella di Udine in campo veneziano e quella di Gorizia in campo asburgico. Come anche qui anticipato fin dall'inizio, la storia friulana si mescola con altre di natura internazionale. Qui abbiamo la discesa di Napoleone, che passa di vittoria in vittoria, il quale con la sua famosa Compagnie d'Italie scende in Italia e nel 1797 si ferma a Campoformido. In realtà lui non si ferma a Campoformido, perché per lui era un paesello, si ferma a Villamanì, la residenza dogale. Gli piaceva così, stare comodo. E qui viene firmato a Villamanì, cioè a Campoformido cosa viene fatto? Viene redata la bozza fra gli inviati dell'imperatore e gli inviati di Napoleone. Questo trattato viene firmato il 17 ottobre ed è la certifica
del collasso della prima coalizione antifrancese. Con questa sua vittoria egli chiude, anche qui si chiude un altro capitolo, questa volta tocca alla Serenissima, perché da questo punto in poi dice: cari Asburgo, io vi do tutti i possedimenti della Serenissima di Venezia, quindi ti do il Triveneto, ti do il Friuli, ti do la Dalmazia, ti do l'Istria, tu mi dai la Repubblica Cisalpina, quindi la Lombardia, con alcune zone dei Paesi Bassi e con alcune isole dell'Egeo. Cara Venezia, da qui in poi diventi austriaca. Nel 1800 si avrà la seconda coalizione antifrancese, lui ritorna, questa volta non si ferma a Campoformido, ma manda le proprie truppe a inseguire gli austriaci fino a casa loro. Ricordo che il Friuli, ahimè, non contava più nulla, tant'è che dal 1797 al 1805, data dell'ultima riunione del Parlamento friulano, il quale, ricordo, era stato già da tempo svuotato di ogni potere legislativo e quant'altro, sarà austriaca. Nel 1805, seguente a questa seconda coalizione antifrancese, ridiventerà napoleonica fino al 1813, quando, di seguito alla battaglia di Lipsia, la sua stella comincia a essere cadente e quindi da lì in poi ritorna a essere austriaca, e per un bel pezzo anche, no? Ricordo che Napoleone divenne imperatore nel 1804, quindi in questo periodo qui già aveva il potere di un capo supremo. Questa è un'immagine che mi piace ricordare perché è realizzata da Jean-Louis David, grande ammiratore di Napoleone, amico, e lo ritrae mentre scavalca il Gran San Bernardo con questo cavallo rampante e spinto dal vento della vittoria, no? In quelle occasioni lì di seconda coalizione, per quanto riguarda in maniera specifica il Friuli, si ricorderà questa sorta di capisaldo realizzato dal capitano Hensel tra Malborghetto e Ugovizza, il quale tentò in maniera, come dire, disperata di fermare le forze napoleoniche per consentire al grosso delle truppe austriache di rientrare verso l'Austria. Egli, insieme a questi 350 circa austriaci croati, difese questo capisaldo, che però era facilmente distrutto di fronte ai cannoni francesi, poteva ben poco perché erano palizzate, opere in legname, eccetera. Il 17 maggio ci fu un attacco risolutivo dove furono uccisi praticamente tutti i difensori, tra cui questo capitano, che tra l'altro, se andate a Malborghetto c'è ancora una statua che lo ritrae come leone morente. Altra storia che coinvolge abbastanza relativamente il Friuli è la prima guerra d'indipendenza, di seguito ai movimenti carbonari massonici del 20-21 e del 30-31, nata prima in Sicilia contro i Borbone. Diciamo che sono tutti movimenti che volevano togliere i poteri assolutistici, no? Quindi era una sorta di vento di libertà. Furono famose le 5 giornate di Milano, ma anche Brescia, l'Unità d'Italia, e qui ho ricordato la famosa poesia sul Ponte Svento, la bandiera bianca, fatta da questo poeta Arnaldo Fusinato, che era difensore, patriotta, no? E l'anno successivo questa giovane Repubblica di San Marco dovette arrendersi con questa famosa bandiera bianca, eccetera, no? E qui si chiude questa esperienza di Daniele Manin e Niccolò Tommaseo. All'epoca Udine era, per questi avvenimenti, Udine era poco interessante, nel senso che all'Austria interessavano ben di più le fortezze di Palmanova e Osopo, che erano dei capisaldi importanti,
tant'è che il 21 aprile le truppe guidate da questo generale Nugent francese si mettono lì, fanno 2 ore di cannoneggiamento sulla zona di Porta Aquileia, qui è l'immagine che riproduce l'avvenimento. Gli udinesi si spaventano talmente tanto che nominano l'arcivescovo allora presente in Udine e il giorno dopo viene trattata la resa e lì si chiude la grande resistenza che era durata mezza giornata rispetto a Venezia che è durata 15 mesi. E si sono arresi perché è scoppiato il colera, mancavano le munizioni, è scoppiato il colera, se no sarebbero ancora. E qui chiudo ricordando come 3 mesi fa i maggiori potentati che hanno governato il Friuli, come già anticipato 3 mesi fa e oggi, quindi partiamo con l'Aquila Patriarcale dal potere temporale 1077-1420, a seguire il Leone di Monaco che chiude la sua avventura nel 1797 e poi l'Aquila Asburgica, perlomeno come Asburgo fino alla morte di Maria Teresa nel 1680. In realtà con la Casa d'Austria, a cominciare dal figlio che era l'ombra della madre, almeno fino al 1918-19, di seguito alla Prima Guerra Mondiale, dove si chiude anche quell'epopea lì austriaca in Friuli, e con ciò io avrei finito. Vuoi anticiparci qualche tua nuova iniziativa? È scoperta? Ma stiamo parlando di fine anno però, sì. Ed è tutto da preparare. Vorrei fare un intervento mi ha solleticato un po' questa faccenda dei turchi a Vienna eccetera eccetera, per cui mi piacerebbe approfondire il discorso dei turchi in Occidente, non islamici, cioè che sono islamici, ma non voglio parlare dell'Islam, perché sennò dovrei parlare dell'invasione in Spagna, no, sarebbe dispersivo. No, i turchi in Occidente, quindi dall'impero turco, conquista di Costantinopoli e allargamento fino al tentativo di renderci tutti islamici, no? Per fortuna è andato male. Volevo chiedere una cosa, a me ha colpito quello che ha detto, che Venezia aveva in Uggia i nobili friulani. Al di fuori, sì, gli stavano solo sì, per chiarire un concetto base, in realtà la realtà era più, smussata. Zino di Caporiaco ci raccontava che lui non poteva vedere i Salvorniani e soprattutto Venezia, ma forse per questo. C'è i casati, io ho scritto un libro sui casati, dove parlo dei 10 casati più importanti, cioè sono partito da 20, sono ridotto a 15 e poi ho fatto parlare, perché parlo di famiglia, quindi se io devo parlare della famiglia sua è meglio che parli lei della sua e io della mia. E quindi ho fatto parlare con la voce dei diretti discendenti, ma diretti discendenti, quelli filoimperiali, ricordatevi che Strassoldo era imparentato con Radeschi. Radeschi aveva sposato una Savognana, una Strassoldo. Poi veniva a Strassoldo, beveva, mangiava e magari andava pure a donne, no? Perché c'era un maschilismo. Aveva nominato uno Strassoldo governatore di Milano. Per cui quando tu hai un potere che ti aiuta a emergere, a salire, ti crea anche benessere, diventi filo suo, c'è niente da fare. I Savognani, per interesse pure, perché insomma all'epoca come oggi nessuno fa niente per niente, avevano dei privilegi non da poco, no? Per cui se io so che dietro di me c'ho Putin che mi aiuta, magari faccio l'arrogante. Se invece c'ho mia zia che non conta niente, resto zitto per i fatti miei. E quindi comunque sia, ancora oggi c'è questo
atavico rancore verso tutti quelli che erano filo veneziani, no? Poi tenete presente che il Friuli era una situazione molto particolare, che in altre zone d'Italia non c'erano. Come ho accennato prima, era una sorta di confederazione, no? C'erano allora, i nobili friulani erano divisi praticamente in due parti, e da qui nasce poi tutto il resto. Quelli nominati direttamente dall'imperatore, che erano i primi scesi in Friuli, che erano i liberi. Quelli nominati dal 1077 dal patriarca erano chiamati ministeriali, perché in cambio di un ministerio, che poteva anche essere governare le cucine del patriarca, non serviva vincere la battaglia, no? Contro chissà chi. E quindi erano in antagonismo fra di loro. In più poi c'era una terza figura abbastanza filo patriarcale, che erano gli abitatores, perché avevano un feudo d'abitanza ed erano i più furbi di tutti, no? Secondo me. Perché? Perché si facevano dare la gastaldia di un posto, di una città, la governavano come fossero roba sua, anche se non era frutto del loro lavoro, perché mentre i nobili sparsi in giro per il Friuli comunque avevano costruito il castello, l'avevano difeso, perché soprattutto all'inizio i duri, no? L'abitatore, che aveva il feudo d'abitanza nella città, come i Savognan, vivevano un po' di rendita, sulle spalle del potere del potente di allora. Quando i Savognan si accorsero che il patriarcato stava scendendo di potere, vanno verso, ma anche prima, perché già dal 1385, anche se siamo lì vicino al 1420, perché quando si parla di storia si tende a fissare la data, no? 1420, 1797 diventa Austria, in realtà il periodo è un po' più ampio, per cui anche in Friuli la Serenissima stava mettendo un occhio di riguardo da prima. Loro erano scaltri, hanno visto, questi stanno diventando il futuro. Chi ha difeso il Friuli? Per quello un po' la bandiera patriarcale è tenuta in considerazione tutt'oggi, no? Non tanto per il potere feudale, che sarebbe idiota, ma perché rappresentava una sorta di collante su tutto il Friuli, no? Allora, lei ha citato Di Caporiaco. Di Caporiaco e altri dicevano anche cos'è la patria del Friuli. Quindi stessa gente, che parla la stessa lingua, che è governata dalle stesse leggi, no? E questo grazie al patriarca, che nel tempo, da parlare in tedesco a casa sua, verso la metà del 200, era diventato più italiano. Con Gregorio di Montelongo, a metà del 200, è un patriarca italiano, no? Mentre prima erano prettamente tedeschi, no? E quindi è un'evoluzione che si ha, no? E in tempo anche di invasioni, anche quella turca, chi stava a difendere il territorio? Il patriarca, non c'erano altri, cioè i nobili stavano bene rintanati loro, passata la paura uscivano.